Un'ondata mediatica inaspettata che comunque ci ha reso veramente orgogliosi. L'ondata di entusiasmo non si è spenta ad Arcugnano sulle prodezze dell'artista misterioso che nel giro di un mese aveva messo a segno 2 performance, 2 installazioni inquietanti in 2 punti chiave del comune. Un manichino ribattezzato Angelo Bianco sui resti della torre medievale e un altro semisommerso dentro il lago di Fimon. A questo punto non c'è 2 senza 3. Le aspettative sul Bansky vicentino, ribattezzato così dal critico Vittorio Sgarbi, erano tante. Aspettavamo l'artista che ci facesse vivo per iniziare una collaborazione che ci porterà a essere orgogliosi di ospitare sul nostro territorio opere di un artista così eclettico. Anziché 3, purtroppo ora si parla di 1,5. Sì, perché il manichino nel lago, quello che sulla schiena riportava un brano della canzone di Morgan, si è rotto. Oggi affiorava così sul pelo d'acqua. Una fine triste rispetto alle aspettative, tant'è che nei social più di qualcuno ironizza pesantemente su quello che rimane dell'opera d'arte, tanto da equipararla ad un rifiuto da smaltire in un'area protetta. In un comune che ha fatto dell'incoraggiamento dell'espressione artistica un suo vanto, a questo epilogo non ci si rassegna, mai dire mai. Questa storia ha comunque insegnato già molto. Dobbiamo imparare che le sorprese sono dietro l'angolo, che gli artisti lavorano nell'oscurità, nella massima attenzione a non farsi vedere e che comunque danno un valore aggiunto importante al territorio.